a Tina Ghilardi. Questo è lo spazio del Centro Culturale Roberto Ronchi. Benvenuti. Grazie e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori dal Centro Culturale Roberto Ronchi e un saluto caro anche a te, Francesco. Grazie, grande Tina. Ci siamo lasciati settimana scorsa che stavamo parlando del tema della giustizia e questa domenica lo riprendiamo? Oh, guarda, ieri l'evento è quello di ieri 100.000 persone circa si sono radunate a Milano e hanno sviluppato un corteo e poi una dunata in Piazza del Duomo per protestare contro il razzismo che sarebbe emergente. Dunque, di là dal fatto che qualificare come razzista il comportamento ampiamente del 60% circa della popolazione, quella che ha votato, che ha espresso il proprio parere nelle urne, è quantomeno discutibile, come minimo. Ora, una qualche riflessione andrebbe fatta, ma la sinistra sostanzialmente ha come sua base quella dell'organizzazione. Improvvisamente sono rispuntati i sindacati, silenti per anni e anni e anni, improvvisamente abbiamo scoperto che ci sono ancora. Si sono messi in moto i sindacati, quindi sono messi in moto le cooperative, le ONG, mancavano solo quelle. Anche i Boy Scout, questi, come è avvenuto al tempo delle elezioni di Pisapia, questi balilla della sinistra che andavano in giro all'epoca a portare i volantini elettorali per la lista dell'allora, quello che poi divenne il sindaco di Milano, l'avvocato Pisapia, professore avvocato Pisapia. Ora, quindi l'organizzazione che ha una sua matrice, ed ecco l'aggancio con quello che abbiamo detto domenica scorsa, viene preceduta dalla dichiarazione fatta dalle dichiarazioni e la relazione presentate all'Assemblea di Magistratura Democratica, una delle componenti dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Chiunque di voi può leggere la relazione della dottoressa Guglielmi e di fatto è né più né meno che una presa di posizione politica, nettamente politica legislativa, che si oppone, va a opporsi, va a contrastare quello che è l'indirizzo del governo attuale, presieduto dal professor avvocato Conte, e del Parlamento attuale. Quindi, Francesco, ti chiedo scusa, ma abbiamo un'ascoltatrice in linea. Sentiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiamo da Bolzano, Sergio. Buongiorno Sergio. Buongiorno Francesco, buongiorno Tina. Senta, oggi volevo fare i complimenti a voi perché sia lei Tina sia Francesco, perché fate un'informazione veramente serena, obiettiva, costruttiva e soprattutto istruttiva, perché voi date informazioni che istruiscono le persone che vi ascoltano. Pertanto vi ringrazio e volevo lanciare un invito ad appoggiare il Massimo Gandolfini, leader del Family Day. Grazie, viva Salvini e viva la Lega. Grazie. Quelli sempre viva.
Grazie, ringraziamo. Grazie. Comunque è il nostro umile scopo che cerchiamo con le nostre umilissime forze di portare avanti. Francesco Tina è un'altra ascoltatrice per voi. Prego, signora. Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno, avvocato. Sono Rosanna da Milano. Senta, io chiamo a proposito di questa manifestazione fatta contro il razzismo. Allora, adesso io mi metto dalla parte di un migrante, perché voglio capire, perché a questo punto non riesco più a capirci niente. Io sono un migrante che scappo da uno stato dove c'è una situazione che non mi sta bene, mi opprime, e emigro e vado in uno stato, e voglio andare in quello stato lì dove c'è un sacco di razzismo, dove il razzismo genera conflitti. Allora, e poi le ONG li sbarcano qui pur sapendo che noi siamo razzisti. Io a questo punto non ci capisco più niente. Bravo. Mi aiuti a capire? È un'osservazione puntuale e significativa, cioè fammi capire per quale motivo le ONG non vanno a sbarcarli in tutti i porti dove il razzismo non c'è, e come mai si concentra l'immigrazione proprio là dove c'è il razzismo. Fammelo capire, perché c'è qualcosa che non quadra. Bravissima, questo è il buon senso. Buon senso che non è soltanto quella visione che abbiamo spiegato più volte al diritto naturale, detto in senso tecnico, ma proprio è quella della ricerca critica di una razionalità. E questo è sicuramente una contraddizione, ma fammelo capire come mai avviene in questi termini, punto di domanda, e la risposta poi è conseguenziale, è ovvia. Cioè, in realtà non è vero niente, in realtà c'è un interesse ideologico a voler far valere un qualcosa che ha un substrato, quello della cosiddetta accoglienza, che come minimo è oscuro, e non diciamo altro. Certamente nel momento in cui vedi la vicenda dei genitori del signor Renzi, dei genitori dell'ex premier, mette in luce che ha messo in luce che un certo sistema è andato avanti per 10 anni finché ha retto il circolo virtuoso, tra virgolette, con il governo e il Parlamento che erano schierati in quell'ottica, ma che oggettivamente ha delle anomalie, e probabilmente è un avviso ai naviganti, cioè guardate che quelle anomalie sì ci sono anche negli altri sistemi, in quel mondo di cui i coniugi Renzi di cui hanno sempre fatto parte. Guardate, quei metodi non vanno più bene, però quei metodi che non andavano bene sono anche la base finanziaria del mondo della sinistra e dello stesso PD. Quindi colpire quello vuol dire adesso essere un pochettino in difficoltà. Le banche non ci sono più perché sono state fatte fuori completamente, svuotate, sfondate. Questo mondo viaggia sul filo del rasoio della rilevanza penale o meno, comunque dell'illiceità. Quindi attenzione, adesso si arriva, bisogna tornare a premere, bisogna inventare qualcosa, il razzismo, quindi inventarsi cortei dell'antirazzismo, da dove poi alla fin fine di razzista non si trova poi alla fin fine nessuno, perché di razzisti ci sarà qualche cretino, qualche delinquente, per carità, e anche qualche raggruppamento idiota e razzista, ma non credo che nonostante tutti gli sforzi fatti, si possa oggettivamente, compiutamente tacciare di razzismo un movimento come la Lega. Quindi è una cosa, è fatto, è ricostruito per riprendere il potere, per poter
poter in qualche modo ritornare ad attingere anche a determinate sacche, tette potremmo chiamarle, che cominciano a dare meno latte. Quindi c'è anche questo aspetto che non è trascurabile. Anche perché spostare l'osservazione su un problema non fa vedere altri problemi, perché io vorrei vedere i cittadini, quelli produttivi che lavorano a Milano, fare un corteo simile proprio perché vengono, diciamo, il lavoro è intoccato da queste benedette aree appena nata, l'area B, che crea problemi alla produttività della città. Ecco, mentre loro riescono a cogliere tutta questa gente, la gente che produce e lavora, queste manifestazioni non riesce probabilmente a farlo perché non può lasciare oltretutto la beffa il danno il lavoro, lavorando in proprio. Non ha l'organizzazione per farlo, teniamo conto. Esatto, ci vuole organizzazioni e queste organizzazioni si sa, come la Camera di Commercio, così quanto sono vicini invece a dei fattori di anche loro con i governi o con i comuni e così via, invece di salvaguardare quello che sono invece le situazioni di questi cittadini. Comunque, e in concomitanza c'è questa manifestazione. Certo. Ecco, quando c'è qualcosa che non va, il biglietto della TM che aumenta, l'area C, l'area B, cioè tutto un insieme che copre quasi tutta anche le periferie, quindi dando poco agio, non solo a chi entra in Milano, ma anche agli stessi milanesi, anche gli stessi che abitano nell'area, perché se escono e rientrano, anche per loro valgono le medesime regole. E guarda caso, in funzione che è partito il 25 questa cosa, loro fanno questa manifestazione. Molte volte una manifestazione serve anche per sviare, ecco, da parte delle persone. Poi loro sono bravissimi a tirare su così tanta gente, perché poi quando c'è un problema si lamentano, il contrario, noi alle volte non scendono le persone, e questa è una domanda da chiedersi: come riescono a coinvolgere le persone che hanno i problemi in questa maniera e in questa maniera così forte? Ma è semplicissimo. Hanno il Partito Comunista è una cosa ideologica. Si è basato sulla organizzazione, sulla strutturazione. Ricordiamoci che il loro pensiero è basato sulla struttura e sovrastruttura. Oggi la struttura sono da un lato la finanza, dall'altro la burocrazia. La loro configurazione al loro interno è sempre stata, ai tempi RDF, nei mezzi di produzione, oggi sono questi elementi, è sempre stata fatta e costruita in questo modo. Quindi un insieme coeso che forma struttura. Nel momento in cui forma struttura, tu hai un meccanismo, perché è un meccanismo vero e proprio, che si mette in azione. Si mette in azione su una parola d'ordine. Ora, questa parola d'ordine ha come effetto anche il dato di coprire, e qui la presenza del sindaco di Milano sicuramente non è casuale, di coprire anche problemi di quella metropoli che è proprio aperta e meno razzista non si può, quale è Milano, invece ha altri problemi. E qui ovviamente a Milano, nella città più aperta, la città più europea che ci sia in Italia, salta fuori la manifestazione contro il razzismo. È una roba che quantomeno, è quello che diceva la signora quando ha telefonato, quantomeno lascia perplessi. Ma quello che lascia perplessi ancora è proprio la coesione, il coordinamento fra le loro cosiddette primarie, in realtà la scelta di un segretario. Tra l'altro, visto che hanno criticato la piattaforma Rousseau dei Grillini, peraltro che ha aspetti sicuramente criticabili, sicuramente oscuri, piacerebbe sapere i loro esiti, che certificazione, che certezza hanno, tanto per dirne una, visto che parlano tanto. Ma la cosa che fa più impressione proprio è il fatto che questa manifestazione sia stata preceduta da qualcosa che nelle università europee
è stata presa con molta attenzione, e cioè una parte della magistratura che si schiera e dice aperta e fa nella sua assemblea parla di politica legislativa. Sentiamo Maria da Brescia, Francesco. Buongiorno a tutti e due. Grazie Buongiorno. Maria. Io voglio dire che io ho vissuto, no, sia fascismo sia comunismo, e perciò il fascismo con le bugie, attiva con le bugie, perché la coscienza a Satana, no? Vengono a Satana e con le bugie incantano come i serpenti, no? Perché vediamo il capo dello Stato napolitano è stato fascista, è stato comunista, e adesso dico comunista, ma prima era fascista. Cantano lo stesso anche quello della Repubblica. Sì, ho capito. E tanti altri. Praticamente la nostra Maria, certo, ma la nostra Maria dice praticamente questo, dice i metodi che vengono usati attualmente da questi qua, se c'è qualcuno, visto che c'è l'accusa di fascismo, se c'è qualcuno che nei metodi, nei comportamenti ricorda il fascismo, sono proprio loro, e in effetti non è per niente sbagliato, è qualcosa su cui dovremmo riflettere anche noi. Ora, anche perché i due estremi si incontrano. Alla fine siamo lì, ma andiamo oltre. Quindi nel momento in cui interviene la magistratura in questo modo, si salda l'intervento con quello che si era detto l'altra volta riguardo alla scelta fatta dal Movimento 5 Stelle di rifiutare l'incriminazione del governo per un sequestro di persona che evidentemente non era stato certo il primario obiettivo dell'azione politica, tra le altre cose. E poi un presunto sequestro, perché il sequestro qui manca sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo. Quindi, per carità di Dio, è un'ipotesi che è stata formulata. Ora, il ragionamento cosa diventa? Va oltre, e cioè nel momento in cui perché almeno la spiegazione che cerchiamo di dare noi, perché i grillini si sono rifiutati, si sono posti il problema e hanno fatto ricorso, come sempre fanno, discutibile o meno discutibile, però è anche l'unico movimento politico, l'unico partito che ha un sistema di coniugazione immediata delle articolazioni dei problemi sociali con la base. Quindi perché l'hanno fatto? Perché si sono resi conto che quello era un problema diverso da quello dal modo, dalle modalità con cui l'abbiamo sempre affrontato. Sono nati giustizialisti, lo sono sempre stati. Ora, per loro la legge si estende, la legge positiva, la legge ordinaria, si estende in ogni campo, va da tutte le parti. Si sono resi conto che non è mica vero, che la Costituzione, anche la stessa Costituzione, dice una cosa diversa, e cioè che il campo della legge ordinaria si ferma laddove deve essere rispettato il campo dell'azione politica, dell'azione legislativa del Parlamento, e laddove quello dell'azione esecutiva delle leggi da parte del governo. Quindi si sono accorti di questo e qui bisogna sottolinearlo, con onestà si sono rivolti alla base e hanno detto: attenzione, non è come abbiamo pensato fino a stamattina, è cambiata la storia, qui il problema è grosso, e si sono consultati. Quindi anche nell'ambito del 60-40, più che ne è uscito da questa piattaforma, più che sono a favore di, sono contro di, lo valuterei come c'è chi ha capito che questo è un problema reale, che quindi deve anche cambiare la connotazione stessa loro, e chi non l'ha capito, ma è un ragionamento diverso. Cioè il Movimento 5 Stelle giustizialista ha capito che la legge ordinaria non può avere una estensione illimitata.
Francesco, Tina, abbiamo gli ultimi minuti per voi e un ultimo ascoltatore, lo sentiamo, prego. Pronto? Sì, buongiorno, sono Massimiliano. Allora, parliamo un attimo della manifestazione di ieri a Milano, no? Non è che abbiamo tanto da vantarsi e da rallegrarsi, perché se noi andiamo a vedere, c'erano in piazza 1000 associazioni di gente che vuole l'immigrazione solo per mantenersi, perché prendono una barca di soldi, con i loro accoliti. C'erano dei ragazzini che non vanno ancora a votare, la metà erano immigrati clandestini perché erano quelli che ci sono nei centri di accoglienza, no? Ora io dico, ma non è che ci sia molto da gioire, poi figurati, poi davanti, come c'è sulla foto del Corriere, i milionari, Vecchioni, Bisio, Lavanoni. Io vorrei che questi tizi qua, no, che vanno a farsi vedere che loro sono buoni per l'accoglienza, eccetera, con tutti i milioni che hanno, si mettessero o altrimenti pagassero qualche ragazzino di questi qua immigrati, li tenessero in casa, li rifocillino, li mandino in ferie, eccetera, eccetera. Così non è. Per cui, cari sinistri, non godete troppo. Chi gode ora è chi ha i voti, chi è al 60%, noi e i grillini, e comandiamo l'Italia per rimetterlo a posto. Arrivederci. Questa detto in modo molto semplice, molto diretto, però di fatto è la situazione che viene a crearsi, cioè un qualcosa di inventato come la necessità di un antirazzismo, è qualcosa che poi alla fine mostra al proprio interno le crepe e mostra quello che in realtà è, cioè l'inconsistenza del tutto. È stata una prova organizzativa, ma come dice giustamente il radioascoltatore, non è che sia una prova organizzativa che è riuscita come riusciva negli anni passati, anzi è stata sintomo di una crisi, di un'evidente crisi, perché alla fine chi hanno raccolto? Hanno raccolto quelli di un unico partito politico, hanno raccolto quelli di un'unica parte politica, ci hanno aggiunto i Boy Scout piuttosto che gli ospitati nei centri di accoglienza, e alla fine il succo del tutto qual è stato? Nulla, perché mi devono spiegare qual è la soluzione che vogliono dare al problema, perché poi alla fine Matteo le soluzioni, le posizioni le ha prese e ha detto, corrispondendo peraltro a quello che è un sentimento generale del 60% che il radioascoltatore ha richiamato. Questi che soluzioni hanno dato? Che proposte hanno fatto? Non ne avete sentita una voi? Io no. Può darsi che con l'età è diventato un po' sordo, forse anche un po' ribambito, può darsi. Non ho capito bene, ma io non ho capito niente. Cioè io di soluzioni, proposte, ragionamenti non ne ho sentiti. Dopo avrò capito male. È vero che erano le loro associazioni, ma come sempre loro sono bravissimi a lavorare con le associazioni e creare anche associazioni, sono comunque composte da persone, quindi è chiaro, è sempre la manifestazione, sta di fatto che l'impatto è abbastanza questo che voglio dire, nel senso che comunque ci sono persone, noi diciamo nel piccolo sto dicendo riusciamo meno. Altro che, cioè, noi parliamo al cuore della gente, Matteo parla al cuore della gente. Noi parliamo e alla mente della gente, mica solo al cuore o alla pancia, alla mente della gente. Parliamo di diritto naturale, parliamo di razionalità. Loro non hanno ancora capito, avranno fatto anche 100.000 persone, però mi tirino fuori qualcosa. Cioè il succo qual è? Non lo so. Ci sentiamo domenica prossima, perché Giulio Cesare sta tempestando dicendo guarda che adesso voi è proprio finito, per cui salutiamo i nostri radioascoltatori e al grido viva il Lombardo Veneto. Salutiamo. Viva il Lombardo Veneto, viva l'Europa dei popoli, bravo, sentici vicini Matteo.